benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, diagnosi sbagliata sulla piccola Anna Rosa, atto d'accusa al nostro microfono del legale della famiglia della bimba morta per difterite. Intanto anche a Messina è allarme per il numero di bambini non vaccinati. In 543 non hanno fatto l'esavalente. L'infettivologo professor Bassetti al TG Sicilia: in questa situazione mandare a scuola i bambini non è sicuro. Messina, si concentrano sui custodi, le indagini a caccia del basista. Dopo il clamoroso furto al museo, le loro ricostruzioni non coincidono con quanto registrato dalle immagini di videosorveglianza. Uno dei 4 addirittura potrebbe essere andato alla festa della Vara, mentre i ladri portavano via i capolavori di Antonello. Palermo, ancora sangue allo Zen, spari contro l'abitazione di un pregiudicato ai domiciliari, e al pronto soccorso si presenta un uomo che dice di essersi ferito con un bicchiere di vetro. Caro carburanti, nel pomeriggio, per agevolare il controesodo, il governo prorogherà di 10 giorni il taglio delle accise sul diesel. Anche in Sicilia gli automobilisti hanno già speso il 21% in più rispetto all'anno scorso per fare il pieno, costi che gravano sul turismo, sui bilanci delle famiglie e sul carrello della spesa. Oggi giornata internazionale del cane. In Sicilia 760.000 i nostri amici a 4 zampe registrati, più di 60.000 i randagi. E ci sono già i cani che hanno anche un profilo Instagram. A Palermo il TG Sicilia nel backstage di Notre Dame de Paris. Il celebre musical di Riccardo Cocciante è tornato al Teatro Verdura, dove resterà fino al 6 settembre. Calcio Palermo, ufficiale Perin. L'ex juventino si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Catania, ecco Torrasi. Nel giorno dedicato alla presentazione di Coda, il centrocampista già in città si lega ai rossazzurri, si cerca anche un altro mediano. Bentrovati. Palermo, diagnosi dunque sbagliata sulla piccola Anna Rosa. Il legale della famiglia Bartolotti chiede ai nostri microfoni di accertare se ci sono responsabilità dei medici dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba di 4 anni morta di difterite. Intanto in città i centri vaccinali continuano a essere presi d'assalto. Marco Gullà. Dopo la morte della piccola Anna Rosa Bartolotta è ormai scontro aperto sulle responsabilità. I genitori della bambina non vaccinata e morta per difterite puntano il dito contro i medici dei 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Diagnosi sbagliata, ribadisce anche l'avvocato della famiglia ai nostri microfoni. La prima diagnosi è stata quella di tonsillite con stati febbrili, quindi è stata somministrata la cura in questo senso. Quindi c'è stato un primo accesso il 13 agosto, dopo qualche ora la bambina è stata dimessa e la madre è stata invitata a ritornare in ospedale qualora la situazione fosse peggiorata. Il 15 agosto, tuttavia la signora il 13 agosto aveva già informato i medici che la bimba non risultava avere il vaccino. Il cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite ma vaccinato, sarà dimesso a breve dall'ospedale dei bambini. Sta bene. Nei centri vaccinali intanto continua la corsa al vaccino, anche oggi prenotazioni esaurite e tanta gente in attesa. Rispetto all'anno scorso vaccinazioni cresciute del 70%. Quello che è successo alla bambina, ovviamente chi non aveva fatto il vaccino probabilmente si è subito messo all'opera per prenotarsi, ecco. C'è molta paura, tant'è che secondo me c'è molta più folla, però che dire, io ho sempre rispettato le date, le vaccinazioni, mi dispiace che prima ci deve essere il precedente, prima di attivarsi un po' tutti. L'ultimo ritornerà quando avrà 5 anni. Ok.
Lei ha paura, signora, per quello che è successo? Io seguo le istruzioni dei medici, bisogna vaccinare i bambini. Che a Messina è allarme per il numero di bambini non vaccinati. Sono più di 543 che non hanno fatto l'esavalente che protegge pure dalla difterite. L'azienda sanitaria predispone un piano straordinario per rimediare, mentre nei confronti dei medici Novax scattano le segnalazioni all'ordine professionale. Ilaria Mangano. Il fatto che la difterite sia comparsa dopo 30 anni è una situazione grave. A Messina è allarme sulle vaccinazioni pediatriche. Sono 543 i bambini che risultano inadempienti rispetto alle vaccinazioni esavalenti, che comprendono anche quelle contro la difterite, dopo il tragico caso della bambina palermitana morta proprio a causa della malattia. Nel capoluogo la copertura è ferma a quasi il 79%. Messina ha una bassa percentuale di vaccinazione? La città di Messina sì. E noi interverremo principalmente sulla città di Messina attraverso tutta una serie di azioni che stiamo mettendo in campo. Verranno chiamati direttamente i soggetti che devono essere vaccinati, fissando già la data e la sede, e con i nostri motorhome faremo un'attività di vaccinazione di prossimità proprio per le fasce più deboli. Verranno contattati i pediatri e i medici di famiglia proprio per incitare e dare un input importante a quella che può essere un'attività di vaccinazione magari suppletiva, che in questo momento ci salvaguarda la popolazione da queste patologie gravissime. Per i genitori che non sottopongono i figli alle vaccinazioni, l'ASP procederà con la segnalazione al comune per l'applicazione della sanzione e, in caso di rifiuto, anche alla procura. Per i medici Novax che dovessero scoraggiare le vaccinazioni, invece è prevista la segnalazione all'ordine dei medici. I medici che incitano a non praticare le vaccinazioni sono fuori dalla storia, si muovono al di fuori di quelli che sono i principi scientifici che sono sanciti dalle linee guida nazionali e internazionali. E al TG Sicilia interviene il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico di Genova, e dice: oggi con questa situazione mandare a scuola i bambini in Sicilia non è sicuro. Emanuela Corsi. Avere l'85% di copertura vaccinale nei confronti della difterite sono numeri di un paese del Centrafrica. Numeri da paese in via di sviluppo. L'infettivologo Matteo Bassetti interviene sul caso difterite scoppiato in Sicilia, dove la copertura vaccinale arriva all'85%, al di sotto della soglia che garantisce l'immunità di gregge. Oggi andare a scuola in Sicilia con queste coperture vaccinali non è sicuro. Non è sicuro per quei bambini che o non si possono vaccinare per problemi di salute o in cui la vaccinazione non funziona perché sono ad elevato rischio di epidemie. Alla vigilia del nuovo anno scolastico, il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova lancia quindi la proposta di rinviare l'inizio delle lezioni, soprattutto nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie la verifica delle coperture vaccinali. Avere dei bambini non vaccinati in una scuola è veramente rischiare di creare dei grossi focolai, quindi la mia, che naturalmente è una provocazione, vuole riportare l'attenzione di tutti, che è stata in qualche modo forse non adeguatamente considerata sul tema delle vaccinazioni e sul tema della scuola. Sul tema dei vaccini poi Bassetti richiama la politica e le istituzioni. Oggi sento il ministro Valditara che parla di mettere l'obbligo di insegnare l'italiano ai genitori stranieri, ma dovrebbe forse far rispettare una legge che già c'è in Italia, che è l'obbligo vaccinale per chi va a scuola. Le indagini adesso sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo. Gli investigatori verificano il racconto di uno dei custodi in servizio la notte di Ferragosto. Racconto segnato da diverse contraddizioni. Si fa sempre più consistente l'ipotesi di un furto su commissione. Ilaria Mangano. Ormai è certo, dietro il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo a Cascina c'era un basista. Non convince gli inquirenti il racconto di uno dei 4 custodi in servizio la notte di Ferragosto.
Troppe le falle nella ricostruzione dei tempi, troppe le divergenze rispetto alle versioni degli altri colleghi. La sua posizione è al vaglio della magistratura, anche se non trova conferma l'iscrizione nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero. Gli investigatori vogliono capire se la squadra di turno fosse composta soltanto da incompetenti oppure se qualcuno abbia spinato la strada ai malviventi. Durante l'audizione, infatti, un impiegato ha ammesso di aver spento l'allarme credendo che si trattasse di un falso contatto. Ma c'è un altro elemento che non convince. Forse uno dei 4 custodi potrebbe non essere stato in servizio al momento del furto, una circostanza che dovrà essere verificata attraverso le immagini. Che la banda abbia colpito a colpo sicuro appare ormai certo. I 2 ladri sono entrati da un accesso laterale sfruttando la confusione legata alla processione della vara. Ma l'ispezione disposta dalla regione siciliana parla chiaro. Gli allarmi funzionavano, a tradire sono stati i protocolli di sicurezza. Mentre il Dipartimento dei Beni Culturali valuta i procedimenti disciplinari nei confronti dei custodi già trasferiti in altre sedi, la polizia stringe il cerchio. Sono al vaglio i filmati dei giorni precedenti per individuare eventuali sopralluoghi e i tracciati delle celle telefoniche. Esclusa la pista mafiosa, si fa strada un'unica certezza. Visto la totale non commerciabilità delle opere, probabilmente si è trattato di un furto su commissione. Palermo, spari la notte scorsa contro l'abitazione di un uomo agli arresti domiciliari allo Zen. Al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia si è presentato un uomo che ha detto di essersi ferito con un bicchiere di vetro. In realtà sembra che le ferite siano state provocate esattamente da colpi di pistola. A Ferragoso, sempre allo Zen, ricorderete, era stato ucciso un uomo con un cacciavite nel corso di una rissa in strada e per quel delitto sono in carcere un uomo di 34 anni e 2 minorenni. A Palermo è caos nel carcere minorile di Malaspina dopo gli incendi e le aggressioni dei giovani detenuti agli agenti penitenziari. Rimossa la direttrice in carica da 8 anni. Giusy Lazzara. A Palermo rimossa Clara Pangaro, la direttrice del carcere minorile Malaspina, in carica da 8 anni. La lettera del Dipartimento per la Giustizia minorile arriva in un momento di tensione. Dopo l'incendio appiccato dai giovani detenuti dentro le celle, l'aggressione a 2 guardie penitenziarie che sono finite in ospedale. Altri 3 poliziotti hanno dovuto ricorrere alla camera iperbarica per il fumo inalato. E la cronaca di una crisi annunciata per le condizioni fatiscenti della struttura, con tetti pericolanti e la mancanza di sicurezza antincendio. Sono gli stessi agenti penitenziari che da anni chiedono interventi urgenti. Ormai sotto gli occhi di tutti l'ingovernabilità delle carceri minorili, tra cui il Malaspina, e quindi crediamo indifferibile che il Dipartimento proceda all'immediata chiusura. Pesano anche le carenze di organico. Invece di 60 agenti previsti ce ne sono soltanto 20. Difficile anche la gestione dei minori. Evitare questi trasferimenti in massa che arrivano dal nord, di ragazzi extracomunitari che si trovano qui senza familiari, senza poter avere un conforto da parte di qualcuno, e quindi si creano queste reazioni ingiustificate. E si lavora nonostante le difficoltà per avviare i percorsi di reinserimento dei minori detenuti. Riposto è ancora un giallo, la morte di Noemi, trovata impiccata e con la casa in fiamme. Mentre i carabinieri vagliano la deposizione del fidanzato, l'autopsia servirà a sciogliere i dubbi sul decesso. Ancora Giusy Lazzara. Non si è suicidata, lo continuano a dire i genitori di Noemi Pellizzeri, la donna trovata impiccata nella sua casa in fiamme a riposto. I carabinieri stanno sentendo il fidanzato e vagliando la sua versione di quello che è accaduto il 23 agosto. L'uomo ha raccontato agli investigatori di essere andato in casa della donna trovandola morta e invece di chiamare subito il 112 è andato nel bar del fratello della vittima raccontando ciò che aveva visto e poi insieme sono tornati nella casa, trovando i vigili del fuoco intervenuti per l'incendio. Circostanza tutta da verificare. Intanto sarà l'autopsia eseguita nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania a sciogliere i dubbi sulla morte di Noemi. Si attende anche l'esito dei test tossicologici e istologici per rilevare la presenza di sostanze tossiche o traumi e lesioni.
E si fa strada anche la pista che l'incendio sia doloso ed appiccato quando Noemi era agonizzante. È stata trovata infatti con i piedi che sfioravano il pavimento. Le fiamme sarebbero partite dall'area dell'ingresso, lontana dalla camera da letto dove la giovane è stata trovata impiccata. Gli investigatori, che mantengono il massimo riservo, non escludono alcuna pista, compresa quella del femminicidio. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di prorogare per alcuni giorni, per agevolare il controesodo, il taglio delle accise di 17 centesimi. Sarà approvato nel pomeriggio dal governo. Intanto quest'estate i siciliani, come tutti gli italiani, hanno speso il 21% in più rispetto all'anno scorso per fare il pieno, costi che gravano, come ovvio, sul turismo, sui bilanci delle famiglie e ormai anche sul carrello della spesa. Veronica Barbarino. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise di 17 centesimi contro il caro carburanti, una misura ponte in attesa di un intervento più strutturato. Ma intanto il conto dell'estate è già arrivato. Secondo una stima di Confesercenti, tra luglio e agosto gli italiani hanno speso 1,8 miliardi di euro in più per fare il pieno rispetto agli stessi mesi del 2025, con un aumento del 21% della spesa per il rifornimento. In pratica, per un pieno da 50 litri, rispetto a un anno fa, servono circa 14 euro in più per un'auto a benzina e oltre 20 euro in più per una a diesel. Un aggravio che pesa sui bilanci delle famiglie, soprattutto in Sicilia, dove la dipendenza dall'auto privata resta elevata. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'isola il prezzo medio regionale dei carburanti si attesta oggi a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,15 euro per il gasolio. L'aumento dei prezzi arriva infatti in una regione nella quale il costo della mobilità è già condizionato dall'insularità, dalla carenza dei collegamenti alternativi alla strada e dalla necessità per i cittadini, lavoratori e turisti di utilizzare l'automobile per gran parte degli spostamenti. La nostra è un'isola dove il trasporto pubblico non sempre rappresenta una reale alternativa all'automobile. E c'è anche un effetto cascata. Il rincaro del gasolio infatti aumenta i costi dell'autotrasporto e della distribuzione delle merci, costi che potrebbero tradursi nel rialzo del carrello della spesa. La proroga del taglio delle accise quindi può offrire un sollievo immediato, ma per gli automobilisti e le famiglie la vera risposta resta un intervento più strutturato e duraturo. In tutto il mondo oggi si celebra il cane. In Italia 2 famiglie su 3 vivono con un amico a 4 zampe. In Sicilia 760.000 sono quelli registrati e più di 60.000 i randagi. E ci sono già i cani che addirittura hanno un profilo Instagram. Francesco Aloi. Senti, che mi fai un doggy bag per il mio cane? 2 cannelloni, salta in bocca e mettici pure 2 palle dei profiteroles. Profiterol al cane. Un bulldoghino francese, era finatissimo. Dal film alla realtà, c'è chi al proprio cane non fa mancare davvero nulla. L'amico a 4 zampe è celebrato in tutto il mondo con una giornata a lui dedicata. Ogni cosa è influenzata dal cane, dalla vita di tutti i giorni alla vacanza. C'è anche una piattaforma tutta italiana, si chiama Bauking ed è pensata per chi decide di viaggiare con il proprio animale domestico. In Italia lo fanno quasi 4 milioni di famiglie, ma mai dimenticare che non si ha a che fare con un peluche. 2 famiglie su 3 hanno un cane in casa, questo è importante perché è aumentata la sensibilità, è una scelta che si fa con consapevolezza, con tanta responsabilità, ma i cani vanno educati perché una buona gestione di un cane fa vivere meglio. Sarete capaci di formattare il disco rigido di quegli imbranati dei vostri padroni? Il cane più amato dagli italiani è il meticcio, ma sul podio ci sono anche il barboncino e il bassotto. A volte hanno anche un profilo social, come Lillo, il cagnolino di Diletta Leotta, che lei definisce 100% stallone italiano. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Spettacolo a Palermo, il TG Sicilia nel backstage di Notre Dame de Paris.
il celebre musical di Riccardo Cocciante, è tornato al Teatro Verdura, dove resterà fino al 6 settembre. Emanuela Corsi. La cattedrale di Notre Dame, le sue antichissime statue gotiche, i costumi di scena. Siamo a Palermo, nel backstage di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna più famosa al mondo che ritorna al Teatro di Verdura con un debutto da tutto esaurito e un interminabile standing ovation finale. Il ritorno in Sicilia del musical, firmato da Riccardo Cocciante e scritto da Pasquale Panella, non è soltanto un evento teatrale, ma una vera e propria celebrazione. Sono passati quasi 25 anni dal debutto dell'opera e il pubblico palermitano ha risposto con lo stesso entusiasmo della prima volta. A vestire i panni di Quasimodo, il gobbo di Notre Dame è sempre Jody Tonno. Siamo molto felici, insomma, personalmente io frequento Palermo, lo dico da tanto tempo, ormai da più di 20 anni. E Laida Dani è invece la zingara Esmeralda, per la prima volta in scena a Palermo. Sono emozionata, devo dire la verità. Ogni tanto cambia la scena mia preferita, può essere Zingara perché è il primo momento in cui mi confronto col pubblico ed è sempre emozionante, può essere Vivere per amare. Zingara, qui nessuno sa niente di me. Zingara. Nel cast compaiono anche Vittorio Matteucci nei panni di Frollo, il nobile alchimista solitario che si innamora follemente di Esmeralda, mentre Gianmarco Schiaretti interpreta Gringoire, il poeta di strada che fa da filo conduttore per l'intera trama. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia. L'opera, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, resterà in scena nel capoluogo siciliano fino al 6 settembre. Su mura e vetrate, la scrittura è Bellissimo. Tra poco, dopo la pausa, il calciomercato con l'arrivo a Palermo di Perin e a Catania di Torrasi. State con noi. Perin saluta la Juventus e approda a Palermo. Il portiere firma un contratto triennale con i rosa. Marco Gulà. È ufficiale, il portiere Mattia Perin è rosanero. Il Palermo questa mattina ha comunicato di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore. Perin si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Un portiere d'esperienza che rappresenta un grande colpo di mercato per il Palermo. Perin ha accettato la destinazione rosanero dopo che la Juventus ha puntato su Vicario. L'estremo difensore, nel corso dell'amichevole in Australia d'agosto tra Juventus e Palermo, aveva proprio difeso la porta bianconera contro quelli che da oggi saranno i suoi nuovi compagni. Perin esordirà domenica nel match che il Palermo giocherà ad Arezzo alle ore 19. Mercato de rosanero che però non è ancora del tutto chiuso. Osti vorrebbe regalare a Pippo Inzaghi un altro rinforzo in attacco, un'alternativa a Poyampalo. Si raffredda però la pista che porta Christian Spendi del Cesena. Resta viva invece la soluzione Gabrielloni del Como. In uscita Brunori è ormai virtualmente un nuovo calciatore dell'Ascoli. Sul mercato ancora Giassi e Ledoaron, ma per entrambi non sono arrivate offerte importanti. Con la valigia in mano anche Blen. Su di lui c'è un timido interesse del Cesena. Il Catania accelera sul mercato. Nel giorno del Coda Day arriva anche Torrasi, mentre il club continua a cercare un altro centrocampista, Marco Carli. Oggi è il Coda Day, il giorno del giocatore che ha fatto la storia della Serie B e che proverà a dare l'impronta al nuovo Catania di Longo. Ma il mercato non si ferma all'arrivo del bomber, anzi a breve Emanuele Torrasi sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Catania, accordo biennale per il centrocampista chiamato a dare qualità e dinamismo alla mediana. Ma il reparto non è ancora completo, il Catania continua infatti a cercare un altro interprete con altre caratteristiche e tra i nomi valutati resta quello di Fabrizio Caligara, ma ce ne sono altri. Abbandoneranno il rosso-azzurro sia Alex Rolfini che Francesco Di Tacchio. Per quanto riguarda Matteo Di Gennaro, su di lui è stato chiaro Longo prima della partita con l'Inter Under 23 e tanto di altro ha detto proprio la gara con i nerazzurri, tanto che la lancetta del mercato al momento si è spostata verso la concreta possibilità di una permanenza. E invece ancora in stallo la situazione di Andrea Dini, il portiere potrebbe essere piazzato in altri club, ma i giorni sono sempre di meno e la situazione resta cristallizzata. Capitolo Caturano, l'arrivo di Coda non significa necessariamente addio, l'attaccante resta una possibile conferma nonostante l'interesse manifestato nei giorni scorsi dalla regina.
Coda e Torrasi sono quindi volti nuovi. Caligara o un altro profilo potrebbe essere il prossimo tassello. L'obiettivo è consegnare a Longo una rosa il più possibile completa, equilibrata e sostenibile. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.